Ed eccoci nel nostro consueto spazio di approfondimento dedicato ai pensionati, sempre ricordo i pensionandi in generale perché comunque sono tematiche abbastanza coinvolgenti nel bene e nel male. Il nostro ospite, speriamo di parlare nel bene, però ci sono alcune notizie che non sono poi così buone, necessitano di un approfondimento, è collegato con noi Massimo Cestaro, segretario SPCGIL del Veneto. Ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, segretario, rivalutazione delle pensioni, questo è il tema che di cui più volte abbiamo parlato. Abbiamo riparlato perché poi gli auspici prima della fine dell'anno erano diversi da quel che realmente poi è avvenuto. Avevate dato delle indicazioni di massima su alcune date. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Vediamo un po' di fare il quadro della situazione, anche per tranquillizzare poi le persone nelle eventuali proiezioni, calcoli o aspettative, perché questo è un altro aspetto importante, no? Certo, no, la prima cosa da dire è che siccome anch'io credo come i telespettatori, come lei, sentiamo tanti esponenti di governo dire che insomma sono state portate le pensioni minime a 600 euro, diciamo che ancora non è così, nel senso che per quanto riguarda le pensioni col trattamento minimo e le pensioni integrate al minimo ancora non ci siamo, nel senso che c'è sembra insomma una diversa interpretazione tra il Ministero del Lavoro e l'INPS su come si applica quella norma che qui tra l'altro la si vede bene nella slide, per cui per il 2023 ci sarebbe un aumento dell'1,5% per i pensionati fino a 75 anni, 6,4% per i pensionati oltre i 75 anni, che questa sarebbe la fascia interessata dal trattamento minimo di 600 euro, per esattezza appunto 5,9982. Il problema è che questa cosa ancora non è stata fatta, cioè nel senso che i pensionati si aspettavano questo incremento, stiamo parlando appunto delle pensioni minime del trattamento minimo, si aspettavano questo incremento da gennaio. Se tutto va bene, la vedranno a maggio, nel senso che è previsto un incontro, speriamo chiarificatore, tra le organizzazioni sindacali dei pensionati e l'INPS il 30 marzo, nell'ipotesi in cui si arrivi a un chiarimento positivo per i pensionati, si spera. È evidente che aprile passerà per mettere diciamo a regime l'INPS per erogare i trattamenti pensionistici, e quindi questi trattamenti minimi speriamo abbiano un effetto positivo però a partire da maggio. Ma si recuperano i mesi? Dico, cioè dopo gennaio, febbraio, marzo, questi 5 mesi si recuperano? sì, questo penso proprio di sì, insomma, ecco, si recupereranno certamente, però questo la dice lunga sul fatto che quando si interviene su aspetti così delicati come sono i trattamenti pensionistici, forse bisognerebbe che il governo, il Ministero del Lavoro, i funzionari del Ministero stesso ascoltassero un po' di più le organizzazioni sindacali. Ricordo a me stesso e a tutti i telespettatori che questa impostazione è stata cambiata all'ultimo momento dal nuovo governo, dopo che il precedente governo, quello Draghi, aveva dato indicazioni completamente diverse. E questa nuova interpretazione è stata messa in campo senza nessun confronto con le organizzazioni sindacali. Lo dico perché non è una questione, come si dice, di lesa maestà, insomma, ma perché le organizzazioni sindacali hanno anche delle competenze, delle conoscenze utili per fare in modo che diciamo, le norme, la legislazione poi non incorra in pasticci come quello che purtroppo stiamo assistendo, per cui non si capisce esattamente quale sia la norma da
applicare, e la cosa ancora più fastidiosa è che questa incertezza ricade proprio sui trattamenti pensionistici, quelli più deboli, insomma, quindi stiamo parlando appunto del trattamento minimo, questo starebbe attorno ai 600 euro, insomma, quindi diciamo la fascia più debole della nostra popolazione. Quindi adesso poi l'altro tema, quindi ripeto, spero che il 30 marzo l'incontro previsto porti a dei risultati positivi e che quindi poi con trattamenti pensionistici di maggio anche questi pensionati possano avere gli incrementi che aspettavano Ma quale potrebbe essere la spada di Damocle in attesa, no, inaspettata? non ho sentito, chiedo Quale scusa. potrebbe essere il pericolo, il rischio inaspettato? Beh, io spero che non ci sia, insomma, ecco, nel senso che comunque dopo aver scritto la norma, detto in tutte le salse che diciamo l'intervento, il taglio delle pensioni, virgolette, più ricche era necessario per garantire i 600 euro alle pensioni più deboli, adesso io spero proprio che si trovi la soluzione necessaria per corrispondere a queste cose che sono state dette e anche, ripeto, per dare una risposta alle fasce più deboli dei pensionati. Insomma, ecco, spero che nessuno si metta lì a fare cose strane, perché sarebbe a quel punto il caso di mettere in campo un'iniziativa anche piuttosto pesante. Certo. No, invece poi l'altro aspetto su cui è opportuno cominciare a dire qualche cosa. Sono i primi ragionamenti che stiamo cominciando a fare come sindacato per quanto riguarda quelli che potranno o potrebbero essere i trattamenti pensionistici per il 2024. Noi abbiamo ancora un'inflazione che viaggia a 2 cifre. La percentuale stimata e applicata per il 23 è il 7,3%, che, come abbiamo detto anche in altre occasioni, è stata applicata integralmente per i trattamenti fino a 4 volte il minimo e poi con decalage per le fasce successive. Ora, siccome appunto l'inflazione sta continuando a viaggiare a 2 cifre, si presume che il dato finale per il 2023 porti, diciamo, come coefficiente di tutela diciamo delle pensioni a difesa del potere d'acquisto attorno all'8,1%, quindi con uno scarto dello 0,8% tra il 7,3 e l'8,1. Se poi ci aggiungiamo, stiamo parlando sempre di previsioni, Certo. che il dato inflattivo nel 2024 dovrebbe attestarsi sul 5,5%, noi dovremmo avere una rivalutazione nel 2024 di circa 6,3%. Quindi avremmo avuto una rivalutazione del 7,3% nel 2023, presumibilmente dovremmo avere una rivalutazione del 6,3% nel 2024. Lo dico perché questo sarà un altro degli oggetti di confronto con il governo. Dal nostro punto di vista è inaccettabile e sarà inaccettabile che il 2024 abbia i tagli sulle rivalutazioni che abbiamo visto nel 2023, perché non è possibile che con il dato di inflazione che noi abbiamo, e ripeto, i coefficienti che si definiscono sono necessari per tutelare il potere d'acquisto di retribuzioni e pensioni. Quindi non è che stiamo parlando di aumenti delle pensioni, la pensione resta sempre la stessa rispetto al suo potere d'acquisto. Se si applicano le percentuali corrette, diciamo, quella pensione viene sufficientemente tutelata.
Ma se succederà anche nel 2024 che il governo, anziché applicare la percentuale di rivalutazione intera, comincia a praticare i tagli per fasce, penso che saremo obbligati a dare una risposta molto, molto ferma, perché è inaccettabile, è totalmente inaccettabile che ogni governo che diciamo appare su piazza decida di fare cassa attraverso la riduzione degli incrementi delle pensioni. Se diciamo, i meccanismi che sono stati definiti e quindi quelle percentuali del 7,3 nel 23, del 6,3 nel 24 sono quelle percentuali che servono a tutelare il potere d'acquisto delle pensioni, quelle percentuali devono essere applicate. Non è possibile che con decreto si stabilisca che le pensioni medie o medio-alte, perché stiamo parlando sempre di pensioni di lavoratori che hanno versato 42 anni i contributi, che hanno professionalità medie o medio-alte o comunque abbastanza normali, stiamo parlando di quella roba lì. Non stiamo parlando dei ricchi, stiamo parlando dei pensionati normali che hanno il sacrosanto diritto di avere difesa la propria pensione dalla erosione dell'inflazione. Stiamo parlando di questa cosa. Quindi si pone un problema di diritto, tant'è vero che a livello nazionale stiamo anche valutando se non ci siano le condizioni anche per un'azione legale nei confronti del governo, perché non è possibile che vengano sottratti quattrini e che venga così per questa via ridotta la capacità diciamo, di tutela dei trattamenti pensionistici, perché sarebbe in questo caso il secondo anno, dal 23 al 24, che con inflazioni a due cifre le pensioni medie non hanno gli aumenti che spettano. Quindi diciamo, faremo le nostre iniziative già per mettere in guardia il governo che noi non saremo assolutamente in grado di accettare tagli per quanto riguarda la rivalutazione del 2024. Già abbiamo subito il 23, perché lo dico con chiarezza, le carte in tavola sono state cambiate nottetempo, quindi diciamo è stata fatta una manipolazione del decreto che era stato definito dal governo Draghi, tant'è che abbiamo fatto delle trasmissioni proprio con lei, e quindi noi stessi abbiamo dato delle indicazioni di un certo tipo ai pensionati, perché il decreto era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi non stiamo parlando di indiscrezioni che abbiamo avuto da questo o quel funzionario governativo. No, abbiamo fatto le informazioni sulla base di un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che una settimana dopo è stato manomesso, senza informare le organizzazioni sindacali, senza aprire un confronto con le stesse. Tra l'altro producendo quel pastrocchio che dicevo prima, per cui appunto le pensioni minime, i trattamenti minimi forse vedranno l'aumento a maggio anziché averlo visto a gennaio. Però è del tutto chiaro che noi non saremo in grado di accettare una ulteriore manomissione dei trattamenti pensionistici anche per il 2024. Certo. Quindi faremo gli incontri nei prossimi tempi mettendo in chiaro questo aspetto e, se fosse necessario, anche avviando azioni legali contro il governo. Un'altra cosa proprio da sottolineare, che lei è stato molto chiaro, il discorso dei tassi di rivalutazione decrescenti, abbiamo anche la slide, no? Proprio per capire come c'è questa differenza, questa forbice che si va ad aprire sempre più mano a mano che l'importo sale della pensione. Da questo punto di vista però viene rispettato il principio di proporzionalità anche dell'imposizione sotto certi profili, al contrario. Sì, certo, nel senso che poi la cosa, ripeto, questi coefficienti che vengono definiti sono appunto costruiti per difendere il potere di acquisto delle pensioni, da quelle più basse a quelle più alte, a quelle medie. Ora, anche in questo, se
parlando delle pensioni, diciamo quelle molto alte, se lì si vuol fare un'operazione di solidarietà, ma ci mancherebbe, insomma, non sarebbe né la prima né l'ultima volta che come sindacato facciamo operazioni, diciamo, di tipo solidaristico. Se penso per esempio alla legge che è stata approvata recentemente, per la verità aveva già impostata il governo Draghi, la legge sulla non autosufficienza, bene, se si vogliono destinare delle risorse a quella fascia di persone che hanno, quelle famiglie che hanno in casa una persona non autosufficiente, beh, è del tutto evidente che siamo disponibili a un confronto. Se rispetto al, diciamo, la riforma delle pensioni c'è un impegno a garantire le fasce più deboli dei lavoratori, cioè quelli che hanno rapporti di lavoro saltuari, intermittenti, che per effetto del sistema previdenziale costruito sui contributi effettivamente versati rischieranno di avere pensioni da fame. Tant'è che noi stiamo chiedendo da tempo che ci sia una pensione di garanzia Sì. per quei lavoratori che sono in particolar modo giovani, ma anche non più tanto giovani, che non hanno rapporti di lavoro continui. Sono contratti a termine, contratti a chiamata, part-time verticale e quant'altro. Allora, se si vuole fare un'operazione di tipo solidaristico e tentativo di dare copertura alle fasce più deboli, ma ci mancherebbe, insomma, basta trovare un equilibrio e che quell'equilibrio abbia il criterio dell'equità e che abbia il criterio della continuità. Non è possibile che ogni governo che arriva decide lui in che modo agire sui trattamenti pensionistici, perché questo è francamente inaccettabile. Non c'è neanche una certezza, una proiezione, una persona non può farsi i classici due calcoli, no? Di come regolarsi negli anni a venire. Quello che colpisce, guardando appunto questo schema che lei aveva illustrato poc'anzi, è lo scaglione di rivalutazione praticamente dal 6,2 al 3,86, cioè tra 4-5 volte trattamento minimo e 5-6 volte c'è proprio un gradino notevole, molto importante. Sì, cioè, chiaro che non è diverso, insomma, rispetto a quei meccanismi passati. Sì, ma quella fascia lì, quelle pensioni che sono 5-6 volte il trattamento minimo, cioè da 2.628 a 3.152, lordi. tengo sempre a precisare che sono valori lordi, non sono valori netti, sono valori lordi. Lì si vede che il taglio della rivalutazione è stato quasi del 50%, cioè dal 100% della prima fascia al 53% della terza fascia, quindi un taglio della rivalutazione del 50%. Lì dentro non è che ci stanno i ricchi, ripeto, quei valori che si vedono sono valori lordi. Quindi quelle lì sono le pensioni medie, sono quelli degli impiegati, sono quelli degli operai, sono quelli degli infermieri, capite? Cioè, che hanno versato per 40-42 anni i contributi. Ma è possibile che questi qua, a fronte di un'inflazione a 2 cifre, abbiano un taglio della rivalutazione del 50%? E questa cosa è totalmente inaccettabile, totalmente inaccettabile. Ripeto, non stiamo parlando dei ricchi, perché poi c'è la vulgata che circola ormai da troppo tempo, per cui il sindacato protegge i protetti e i sindacati dei pensionati proteggono i garantiti. È ora di finirla, insomma, no? Nel senso che ormai tutte quante le statistiche dicono che abbiamo le retribuzioni più basse, i salari più poveri. Cosa si aspetta ancora? No? Cioè, è chiaro che non è possibile accettare tagli di questo genere, anzi, e che in Italia si sta ponendo seriamente un problema di rivalutazione di salari e pensioni, perché ormai rischiamo di avere una popolazione povera, che anche quello che lavora è povero. Ecco, e questa cosa è totalmente inaccettabile. Non è possibile che poi ci siano interventi sui trattamenti pensionistici, sapendo, come si dice, che purtroppo per chi i pensionati sono così, non è che stiamo in un'azienda per cui possiamo fare sciopero se la controparte non ci dà i quattrini. No, i pensionati devono purtroppo subire quello che decide il governo, e siamo un po' stufi di subire
comportamenti di questo genere. Qui metteremo in campo tutte le iniziative per evitare che questo accada. Segretario, è stato molto molto chiaro, è stata importante anche questa panoramica sulla situazione, auspichiamo naturalmente di poter dar conferma di tutte le proiezioni che voi avete fatto, naturalmente ci riaggiorneremo su questo punto di vista perché poi i telespettatori sono anche, quelli coinvolti e interessati sono sempre un po' in apprensione, per comunque con l'occasione ricordiamo sempre che voi dello SPCGL avete gli sportelli che sono aperti, magari telefonando su prenotazione per fare un po' il quadro generale delle posizioni pensionistiche o pure le proiezioni andando anche agli uffici che sono preposti a questo, per cui sono tutti quanti, fanno parte del blocco della CGIL che ha vari ambiti, anche l'Inca per esempio, è l'Inca giusto se non sbaglio, per quanto riguarda il calcolo pensionistico, che tanti ci chiedono far fare dei calcoli, no, meglio andare penso col proprio codice fiscale a questo punto, la carta d'identità. Il codice fiscale se fosse possibile con la pensione diciamo presa il mese precedente, compresi anche i decimali. Va bene. In questo modo si riesce a identificare esattamente quello che spetta al pensionato. Perfetto. Allora io la ringraziamo Massimo Cestaro, segretario dello SPCGL del Veneto, di questa panoramica interessante, le auguro buon lavoro, pensionati, ma buon lavoro, lavorate costantemente. Grazie ancora a voi telespettatori, lascio la pubblicità, poi ci vediamo dopo per le altre interviste. Grazie.